Signori e signori, pesto di pistacchio DOC di Bronte, una vera squisitezza. Eccolo qui, i veri pistacchi siciliani di Bronte. Ecco come realizzare questa ricetta unica, ma intanto andiamo a raccogliere il pistacchio. Qui siamo a Bronte, vedete l'albero del pistacchio con i suoi pistacchi quando sono ancora freschi, che contengono anche la buccia. L'albero di pistacchio contiene anche una resina molto particolare, è un albero secolare, unico davvero. Vedete com'è il pistacchio in natura? Bisogna aprirlo, prima togliere la buccia, poi si trova il pistacchio come lo conosciamo e all'interno il pistacchio smeraldo di Bronte. Eccoli qui anche dove si asciugano. Ma andiamo in cucina, facciamo il pesto, semplicissimo. Basilico, aglio, pistacchio e panna. A piacere potete aggiungere anche del sale o eventualmente del pepe nero. Apriamo i pistacchi, in questo caso sono appena raccolti, e andiamo a metterli in un piccolo contenitore. Questo è il primo passaggio che richiederà un po' di pazienza. Dopo andiamo ad aggiungere quello che sono i profumi di questo pesto di pistacchio. Non vi darò una ricetta perché è l'idea la cosa più importante. Vedete qui abbiamo all'incirca 60 grammi di pistacchio. Andiamo a riempirlo di basilico fresco appena raccolto e metteremo anche diversi spicchi di aglio. Io non gradisco mettere il sale nel pistacchio, anche perché a mio avviso cambia il colore della ricetta. Ovviamente tutti i più puristi e originali della cucina diranno che questo non è un pesto, ma l'idea è ottima, provatelo e fatemi sapere nei commenti. Aggiungiamo la panna per dare anche una parte più lucida, poi quando faremo la pasta e anche ancora più deliziosa, esaltare anche l'agrodolce dei pistacchi. Ed ecco qui, il pesto è pronto. Condite il vostro primo, eventualmente potete anche fare un piccolo soffritto con la pancetta, col guanciale o addirittura anche con del salmone o del pesce spada. Non vi dico niente, seguitemi ragazzi, a presto con tantissime altre ricette. Pesto di pistacchio, quello DOC di Bronte, solo qui su Basilico Channel. Alla prossima!